È stato inaugurato questa mattina il nuovo chiosco presso i Giardini Cantori Veronesi a Santa Croce, costato circa 100.000 euro, interamente finanziati dall'allora vice sindaco Stefano Casali. Rappresenta il culmine di un progetto di riqualificazione che ha voluto restituire al quartiere un'occasione di aggregazione. Presenti il sindaco Federico Sboarina, il vice sindaco Luca Zanotto e l'assessore al patrimonio Edi Maria Neri, insieme al presidente di AGEC Roberto Nicolai. Questo è il completamento finale di un progetto che dal punto di vista cantieristico è iniziato nel 2018 e si è concluso a maggio del 2018, quindi l'anno scorso. Un intervento di ristrutturazione per un importo di 100.000 euro che ha visto sostanzialmente rivisitare la piastra, l'ex fontana che è diventata la parte del palco sostanzialmente per poter essere messa a disposizione dei cittadini per quelle che sono anche le manifestazioni di quartiere, e il restauro e la ristrutturazione di questa palazzina che è alle mie spalle, che è una palazzina da 20 metri quadrati con la zona servizi igienici asserviti al parco, che era il vecchio locale pompe per far funzionare la fontana. AGEC ha fatto di tutto affinché con una gara ci fosse rapidità nell'assegnazione di questo luogo ristrutturato dall'amministrazione comunale, ma che comunque doveva essere fruito sempre di più dai cittadini per il loro relax e anche per garantire, come abbiamo già detto, un momento di maggiore sicurezza, posti che in altro modo potrebbero essere invece punti di degrado e punti di accumulo, di episodi di malversazione. All'inaugurazione era presente anche il consigliere comunale Marco Zandomeneghi, che nella scorsa legislatura ideò e presentò il progetto per la realizzazione della struttura.